Conoscere la storia del proprio territorio e delle dinamiche che ne hanno caratterizzato l'evoluzione, questo prevedono la legge nazionale e quella regionale attraverso approfondimenti tematici che nel Veneto si è scelto di dedicare alla storia dell'emigrazione, da oggi materia di studio nelle scuole di ogni ordine e grado. Nella nostra regione si istituzionalizza una consuetudine praticata dai volontari delle associazioni dei Veneti nel mondo che da anni manifestano la necessità di raccontare la storia della nostra gente emigrata all'estero. La storia dell'emigrazione del Veneto è una storia importante per l'economia, per la cultura, per le tradizioni, per la presenza di tanti italiani veneti nel mondo e perché troppe volte se ne parla in maniera molto superficiale. Oggi, nel rispetto dell'autonomia di ogni scuola, la firma del protocollo d'intesa per l'insegnamento della storia dell'emigrazione veneta consentirà approfondimenti del fenomeno migratorio che ha interessato la nostra regione nei decenni compresi tra l'Unità d'Italia e il secondo dopoguerra. Diventa una cosa più ufficiale, riconosciuta, che dà la possibilità anche di poter accedere anche a degli aiuti e quindi le associazioni forniranno le testimonianze, i testimoni che sono stati in giro per il mondo, come già stiamo facendo da diversi anni, solo che lo facciamo con quei docenti e con quei dirigenti scolastici che lo hanno permesso. L'ufficio scolastico regionale ha assicurato partecipazione e collaborazione nel rispetto, ha precisato Francesca Altinier dell'ufficio scolastico regionale, dell'autonomia delle scuole. Un documento ufficiale finora non c'era e quello siglato a Palazzo Balbi prevede non solo una commissione di coordinamento, ma anche la possibilità di accedere a ulteriori fondi attraverso bandi su specifiche progettualità. Il piano complessivamente ha 450.000 euro annuali in cui ci sono i vari interventi, da quelli del sostentamento all'associazionismo, perché ci vuole, a poi i vari bandi che sono legati appunto nel 2018 abbiamo previsto dei bandi specifici per gli interventi presso le scuole con dei concorsi audiovisivi o anche con delle tesi di laurea specifiche sull'emigrazione.